Calzona, orgoglio Slovacchia, battuta la Germania, ora sognare è possibile. Napoli-Inter per lo scudetto, ma attenzione alla Roma. L'attuale commissario tecnico della Slovacchia ed ex guida del Napoli, reduce dall'impresa contro la Germania, commenta: l'Inter resta la favorita per lo scudetto, ma occhio alla Roma targata Gasperini. Allegri saprà valorizzare il nuovo Milan. Italian Doit Better. E guai a ricordarlo ai tedeschi, che lo hanno appena sperimentato. Il calcio cambia di continuo e, in questo scenario in evoluzione, Francesco Calzona ha voluto lasciare il suo segno. Il 4 settembre è entrato nella storia del calcio slovacco, con un secco 2-0 rifilato alla Germania. Guardando avanti, con il pensiero già proiettato verso USA, Canada e Messico, il sogno di affrontare i giganti e batterli non è più un'utopia. Calzona è da 3 anni in Slovacchia e sta vivendo un periodo entusiasmante, collezionando successi importanti. Ora, con 6 punti conquistati in 2 gare e una lezione impartita a Nagelsmann, punta a riscrivere il proprio destino. È stata una giornata che non dimenticherò. Sono fiero dei miei ragazzi. Prima la vittoria contro la Germania, poi quella con Lussemburgo. Contro i tedeschi eravamo in emergenza, con 5 assenze pesanti, ma la squadra ha risposto con spirito di sacrificio e organizzazione. Lo so che sembra un cliché, ma il lavoro ripaga sempre. Il mondiale non è più un miraggio. Sarà complicato, lo sappiamo, ma ci proveremo con tutte le nostre energie, che non mancano. In Lussemburgo eravamo stremati, ma abbiamo resistito fino al 90° minuto e vinto. Forse è la prima volta nella mia carriera che vinco così nel finale, di solito ne ho perse 5 o 6 in quei minuti. Ma il 2-0 con la Germania è una gioia indescrivibile. Il contratto? Legato alla qualificazione. Scade a dicembre, ma si rinnoverà automaticamente se ci qualifichiamo al mondiale. Non voglio fare previsioni. La federazione mi ha già proposto il rinnovo, ma ho preferito rimandare la decisione. La Slovacchia mi ha dato una nuova prospettiva e vogliamo continuare a meritarcela. Le difficoltà non mancano, ma abbiamo passione e mi lasci dire, anche buone idee. Il gol costruito con 9 passaggi? Un capolavoro. Un video ha fatto il giro del web. Un'azione da manuale, dal portiere all'attaccante con 9 passaggi perfetti, poi la verticalizzazione vincente. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Tutto studiato, tutto eseguito alla perfezione. Hamšík neo allenatore. Per me è speciale. Da ieri c'è un altro nome in orbita panchina. Marek Hamšík, che ha ottenuto il patentino UEFA Pro. Sono felicissimo per lui. Ha un posto speciale nel mio cuore. Sull'Italia. Seguo tutto, sarà una stagione spettacolare. Appena posso, vado a vedere partite dal vivo. Per ora mi aggiorno tramite TV e il mio staff. Ma sarà una seria combattuta. Napoli e Inter restano davanti a tutti. Un CT può avere una squadra del cuore? Direi di sì, ride. Non ho mai nascosto che il Napoli mi emoziona, ma quando analizzo, lo faccio sempre con onestà. Conte è in vantaggio su Chivu, per tanti motivi. Para mais informações, gli azzurri curti se iscreva e ativa notificações.